Oggi in via sperimentale noi proponiamo questa nuova linea che è la Santa Margherita Portofino e poi verrà anche fatta la Santa Margherita Rapallo con mezzi più capienti. Il problema che abbiamo su questa linea qua è che siamo obbligati ad avere un mezzo da 8 metri, l'elettrico è per il massimo rispetto dell'ambiente, visto che ci stiamo come città metropolitana avendo anche piano strategico oltre che trasporti, spingendo in questa direzione, quella sempre più green, avere dei mezzi che si compensino con la capienza e si compensino per il motore a emissioni zero. Il nostro ruolo è quello oggi di vedere di trovare dei finanziamenti 4-5 milioni di euro per riuscire a trovare il giusto compromesso con dei mezzi che siano adibiti a questa località turistica e una perla, diciamo, del Tigullio, che è Santa Margherita Rapallo Portofino. Per 2 mesi avviamo questa sperimentazione, ma sul campo, una sperimentazione operativa. Abbiamo trasferito 2 mezzi elettrici da Genova su questa tratta proprio per poter raccogliere tutte le informazioni, di fare tutti i dimensionamenti e poter fare un progetto in collaborazione appunto con Città Metropolitana per la piena elettrificazione della tratta Santa Margherita Portofino e auspicabilmente anche da Rapallo. Quindi i mezzi che gireranno per 2 mesi sono mezzi rampini da 8 metri che abbiamo già testato nella realtà urbana genovese e sono pienamente adatti a questo servizio. Per 2 mesi gireranno, raccoglieremo dati e informazioni e tutto questo ci aiuterà a costruire un progetto che poi ci consentirà di cominciare a raccogliere, a dimensionare, a raccogliere i finanziamenti necessari per poter elettrificare la linea. Certamente si va verso l'innovazione è l'elettrico, ma deve essere anche un elettrico sostenibile rispetto alle condizioni della nostra strada. Abbiamo una strada che ha delle caratteristiche molto particolari, quindi la sensibilità anche dell'azienda è quella di utilizzare mezzi di lunghezza non superiore agli 8 metri che quindi si sposano e armonizzano alle esigenze dei raggi di curva, di sterzata e allo stesso tempo riescono comunque a portare un numero sufficiente di persone al borgo, che è sicuramente in questa stagione un elemento importante. È molto bello vedere l'inizio di questo servizio elettrico tra Santa Margherita e Portofino, sia per il suo valore intrinseco ma anche per le idee e per gli spunti che può fornire proprio per la trasposizione di questo tipo di impostazione da mezzi terrestri a mezzi navali. Noi sappiamo che la Liguria volente o nolente è una striscia di terra stretta tra monti e mare. La comunicazione est-ovest, ovest-est è sempre stata problematica. Di fatto i nostri antenati avevano sviluppato servizi di cabotaggio da cui erano nati ad esempio i Pinchi, l'Eudi, c'era tutto un sistema di trasporto di persone e di cose. Ovviamente poi c'è stata la ferrovia prima e l'autostrada dopo che l'hanno reso di fatto inutilizzabile. Però, vista la situazione dei trasporti di città metropolitana e liguri in generale dei giorni nostri, con l'intasamento delle autostrade, un servizio di cabotaggio biologico potrebbe essere un'ottima idea. E con la città metropolitana stiamo sviluppando appunto le basi tecnologiche e la visione di questo sistema, perché le moderne tecnologie marittime come l'utilizzo di propulsione elettrica, batterie, propulsione ibrida, utilizzo di biocombustibili decarbonizzati o a basso impatto come biometano ad esempio in proiezione futura all'idrogeno, possono portare a un servizio di questo tipo, oltre che essere molto efficace, anche essere molto amico dell'ambiente, riducendo le emissioni in atmosfera. È un progetto nato con l'amministrazione provinciale, ringraziamento a Marco Bucci, Claudio Garbarino, a un gioco di squadra per un atteggiamento più green, un atteggiamento, consentitemi, quasi dovuto oggi, no? Oggi si sta, quando noi lo dicevamo sembravamo tanto innovativi qualche anno fa, ad oggi non dico che è la normalità, ma ormai questo è il trend che verrà protagonista in questo caso il Tigullio. Oggi c'è questa importante tratta tra Santa Margherita e Portofino, posti esclusivi meravigliosi, ci uniformeremo con Rapallo, ormai la mobilità sta andando in questa direzione. Importante da parte nostra come enti pubblici è quello di garantire i servizi a questa nuova tipologia. Importantissima perché c'è questa innovazione green dell'autobus elettrico che sono importanti, che sono stati anche per l'amministrazione di Santa Margherita uno dei punti principali della sua politica. Sono state appena presentate le nuove bike sharing
che finalmente dopo un anno o due di problemi sia con la tecnologia, sia con la nuova amministrazione, con la nuova passaggi, con le cose, contratti, speriamo di aver risolto quasi tutti i problemi. Finalmente dopo anni difficili a cui si è lavorato a questo progetto di fare questa linea elettrica tra Portofino e Santa Margherita, è una giornata importante perché aver avuto qua in piazzetta questa mattina questi nuovi autobus elettrici è un segnale importante per tutto il territorio. Diciamo che noi viviamo in un ambiente unico al mondo, che è Portofino, Santa Margherita, Camogli, c'è tutta la Liguria, viviamo in un ambiente bellissimo. È bello poter dotare e dare ai nostri cittadini e soprattutto ai nostri turisti che vengono qua da tutto il mondo, dare un'immagine della Liguria efficiente, efficace, che rispetta il green. Perciò credo che sia veramente la consacrazione di un progetto che sarà il futuro, credo, della nostra mobilità, e cerchiamo di portarla avanti con tutte le forze, con Città Metropolitana, MT, Regione Liguria. Diciamo che come sempre si è lavorato con tante difficoltà in un contesto veramente difficile, però si sono riusciti ad avere anche dei risultati.